La firma dell'accordo sulla metropolitana leggera e le opere di compensazione sembrava aver aperto una nuova fase tra il sindaco di Cosenza e il presidente della regione. Tra i due Mario si sa, i rapporti non erano idilliaci. La tregua però è durata poco. Oggi la sospensiva del TAR della Calabria, che ha bloccato la demolizione dell'ex Hotel Jolly, sito scelto dal comune per dare vita al museo di Alarico, ha riacceso lo scontro istituzionale e i toni sono forti. Il governatore ai nostri microfoni dice: le regole vanno rispettate. Per quanto riguarda specificamente il Jolly Hotel, noi abbiamo assunto un impegno, l'ATERP conseguentemente, perché l'ATERP è uno strumento della Regione, deve agire per cederlo alle condizioni poste, naturalmente, non regalarlo, ma alle condizioni poste al Comune di Cosenza. Bisogna fare le procedure per questo avvenga, perché se da parte del responsabile dell'ATERP viene segnalato che si assumono le iniziative di demolizione senza che ancora sia formalizzata il passaggio di proprietà, mi permetto di dire che la legalità deve valere sempre. Questo non significa che è stato messo in discussione un impegno. La replica del sindaco non si è fatta attendere. L'accordo è a rischio, fa sapere Occhiuto. È assurdo e grave che oggi il presidente Oliverio permetta di dire queste cose dopo aver sottoscritto un accordo, dopo aver trasferito le persone da un immobile, dopo averlo ceduto al Comune di Cosenza per fare iniziare i lavori con un finanziamento destinato da parte della Regione, e poi successivamente come con il gioco delle tre carte con un altro ente che è controllato dalla Regione, di cui il Presidente una persona molto legata al Presidente, addirittura ci fa un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. Noi non ci stiamo a questo gioco delle tre carte, a questo comportamento di questa vecchia politica che davanti dice una cosa e poi dietro ne fa un'altra. Se la Regione non ritira immediatamente l'atto che è stato fatto al Tribunale Amministrativo, noi ovviamente facciamo una diffida e blocchiamo i lavori della metro. Cosa succederà? Al momento c'è solo un dato certo: la tensione è altissima.